Se avremo un Trump magari per un altro mandato dovremo armarci tra virgolette, perché qui è una guerra continua, le imprese sono chiamate in guerra purtroppo. La data d'inizio del conflitto è già segnata 18 ottobre, da quel giorno più 25% del costo dei prodotti made in Italy negli USA protezionisti della dottrina Trump, e il sospiro di sollievo per il prosecco e i vini salvatisi in extremis dalla lista nera delle eccellenze made in Veneto non fa abbassare certo il tono della polemica. Prosecco risparmiato invece. Sì, prosecco risparmiato, però non c'è solo prosecco. Invece quello che ci preoccupa molto sono i dazi sulla meccanica che riguardano particolarmente Treviso. Sull'agroalimentare abbiamo il parmigiano e il grana padano, ma però purtroppo questi dazi che gli Stati Uniti applicheranno dal 18 di ottobre sono dazi che saranno un ostacolo per la nostra produzione, per le nostre esportazioni, insomma. Dunque anche la meccanica rischia grosso, e poi c'è soprattutto l'agroalimentare e il settore lattiero caseario. Confagricoltura Veneto conferma che ad essere preoccupati sono soprattutto gli allevatori. Un settore importante per il Veneto, considerato che la produzione di latte nel 2018 si è attestata su oltre 1 milione di tonnellate. Oltre al danno diretto, spiega Fabio Curto di Confagricoltura, quello che temiamo è un'immediata ricaduta sui prezzi del latte, che sta vivendo un buon periodo grazie al traino dell'export dei formaggi DOP. Se questi prodotti subiranno una frenata, rischiamo che si scenda bruscamente sotto la soglia dei 40 centesimi al litro pagati oggi per il latte. C'è il rischio infatti che vengano messe in atto azioni speculative che chi acquista il latte dai nostri allevamenti può porre per abbassare i prezzi alla produzione. Una guerra commerciale che continua a far tremare, il conto alla rovescia verso il 18 ottobre è appena cominciato. Bisognerà vedere se questi dazi andranno già a coprire le commesse già in atto o sì, già in essere da parte di chi le ha richieste, e insomma bisognerà vedere nei prossimi giorni qual è lo sviluppo di tutta questa faccenda.